Allora, parliamo con Renzo Rossetto, funzionario di Veneto Agricoltura, di questi dati dell'export agroalimentare veneto. Ci racconti un attimo, qual è la situazione? Allora, la situazione, i dati sono riferiti al 2023 perché il 2024 sono ancora provvisori. In ogni caso dico già che nel 2024 è andata bene, l'export è migliorato, anche se i dati, ripeto, non sono definitivi. Insomma, in generale in tutti gli ambiti abbiamo avuto buoni risultati. Esatto, sì. Ecco, qua cosa stiamo vedendo? Uno qui spaccato. ci sono dei dati che riguardano, ripeto, appunto il 2023 e che ci dicono che l'export agroalimentare italiano, che nel 2023 è stato di circa 64 miliardi di euro. Il verde è il Veneto. Il verde è il Veneto. Il Veneto ha contribuito con, questo ripeto è un dato del 2023, ma attualmente siamo attorno ai 9 miliardi di euro. E quindi il Veneto si posiziona in terza posizione a livello nazionale. Il fatto è che siamo anche dei buoni importatori, perché anche per l'import agroalimentare siamo secondi in realtà. Perché abbiamo importato forse più di quello che abbiamo esportato. Abbiamo importato più di quanto esportiamo nell'agroalimentare, mentre a livello nazionale l'Italia è una esportatrice netta, si dice, quindi ha un saldo positivo. Il Veneto ha generalmente un saldo negativo. Non è stato molto alto nel 2023 perché si parla di 160 milioni di euro rispetto ai 9 miliardi rotti di esportato, quindi non è moltissimo, però rispetto ad altre regioni come l'Emilia o il Piemonte, che sono in saldo positivo, il Veneto e la Lombardia siamo generalmente in saldo negativo. Poi non c'è paragone, la Lombardia ha un saldo negativo che importa tantissimo. Moltissimo. Perché non deve essere considerato un aspetto strettamente negativo? Perché se noi importiamo prodotti agricoli di base per poi fare delle lavorazioni tipo il grano tenero, la farina 00. Esatto, e lo trasformiamo in prodotti dolciari, panettoni e in realtà poi dopo aumenta il valore aggiunto, quindi deve essere interpretato il dato, non è da prendere tout court così com'è. Di fatto sicuramente l'export veneto agroalimentare è importante. È un po' sbilanciato perché di questi 9 miliardi attuali, qui adesso i telespettatori, se vedono questa slide, vedono appunto l'incidenza del saldo negativo. La barra più lunga rossa in giù è la Lombardia, il Veneto che in parte in confronto ha un saldo negativo molto più contenuto. No, quello che volevo dire era che l'export agroalimentare veneto è un po' sbilanciato perché la parte del leone la fanno il vino. Il vino praticamente costituisce più del 30% delle esportazioni agroalimentari venete. Quindi... sì, però comunque le aziende vitivinicole, al di là di tutto, che se la passano bene, non costituiscono tutto il settore agricolo, che è fatto di tanti altri ambiti, perché dici vabbè, ma hanno delle marginalità molto alte. Sì, hanno delle buone marginalità. Però non è tutto il settore agricolo. Non è tutto il settore agricolo, però è quello che per quanto riguarda l'export fa la parte del leone. Con quali paesi, in modo particolare, l'export? Il primo paese verso cui il Veneto esporta prodotti, diciamo, viticoli è la Germania. Il secondo sono gli Stati Uniti e il terzo è il Regno Unito. Abbiamo anche il Giappone con un aumento del 14%. Il Giappone ha avuto un grosso incremento, anche se l'incidenza dei valori che vengono rivolti verso il Giappone sono molto bassi, sono residuali. Qui si vede bene, questo è l'export in generale. La Germania è il primo Stato che importa i nostri prodotti. Quindi è l'azzurro, la Germania, poi abbiamo tutto il giallo sono gli altri paesi, mentre l'arancione è l'America settentrionale e gli Stati Uniti. Sì, esatto, essenzialmente sono prevalentemente gli Stati Uniti. Questo è l'export in generale, quindi tutti i prodotti. Ma anche nel vino la distribuzione è simile. Il Regno Unito, che qui è quarto, in generale è terzo, perché la Francia non importa i nostri vini, se li produce lei e se li esporta come noi. Sì. E di questo export verso gli Stati Uniti, che appunto è circa 1 miliardo, poco più, il 75% è vino.
quindi noi esportiamo verso gli Stati Uniti circa 800 milioni di euro, poco più, dipende dagli anni. Nel 2023 era 800 milioni, nel 2024 è aumentato. Quindi un dazio sul vino, insomma, va a pesare, perché sono bloccate adesso al momento sono bloccate le spedizioni, ma sui porti italiani, cioè sono stati bloccati dai nostri spedizionieri, non sono stati bloccati in entrata in frontiera negli Stati Uniti. Una misura precauzionale per evitare che il prodotto arrivi poi dopo lì con un dazio applicato. Però bisogna dire che i dazi sono al momento minacciati e sono in teoria fino al 2 aprile non è sicuro che vengano applicati. Quindi non c'è stato ancora questo ordine esecutivo, diciamo. Esatto. E poi bisogna fare una riflessione che di tutto il vino che viene importato dagli Stati Uniti l'80% arriva dall'Unione Europea. Quindi bisognerà capire se Trump avrà il coraggio di dire agli americani che l'80% del vino che adesso viene importato dall'Unione Europea non lo potranno più avere. Di fatto, se i dazi avessero effettivamente un effetto di ridurre le importazioni. Ma è difficile che questo avvenga, secondo me, perché non si tratta di prodotti che possono essere sostituiti con altri prodotti a livello mondiale, perché gli Stati Uniti importano dal Cile, dall'Argentina, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, ma sono vini diversi, sono vini prevalentemente rossi. Il 68% delle importazioni degli Stati Uniti sono provenienti dalla Francia e dall'Italia, e quindi sappiamo benissimo che saranno probabilmente champagne, prosecco, e questo non si può sostituire. Chiaro. Chiedo un attimo dalla regia di mettermi in onda i messaggi che sono arrivati e non li ho letti prima, quindi ce ne un paio che ho visto passare. Questo qui, prodotti di alta qualità, è vero, ma che prezzi? So che non è proprio colpa degli agricoltori, ma dall'elevato costo della manodopera, ma è anche vero che i prodotti esteri non sono poi da meno e costano meno. Questi stiamo parlando di prodotti di agricoltura. L'altro messaggio: signor Antonini, fa bene a difendere i nostri prodotti eccellenti, ma le garantisco che viaggiando molto ho trovato eccellenze anche in Tunisia, Spagna e Marocco. Beh, alla prima richiesta ringrazio il telespettatore, perché così ci permette di far capire ancora di più, lo diciamo sempre in qualsiasi trasmissione, che fatto 100 il valore finale, solo il 15% va agli agricoltori. Questo secondo noi è corretto? No, non è corretto. Non è corretto che solo il 15% va all'agricoltura. E allora, voglio dire, dobbiamo mettere in campo quelle norme che almeno garantiscono il costo di produzione, perché oggi non è ancora così. Oggi in molti prodotti agricoli vengono prodotti a sottocosto, vengono prodotti con valore inferiore rispetto ai costi di produzione. È normale? No, non è normale su un paese normale. Quindi dobbiamo mettere in campo la possibilità che i nostri agricoltori abbiano la garanzia almeno di ricevere quello che spendono. Sulla seconda nota del telespettatore, è vero, ci sono prodotti di qualità su altri paesi, ma quello che noi vogliamo ancora di più valorizzare è quello di mettere in campo sia i prodotti e il territorio. Questo è il binomio vincente, prodotti e territorio. Quindi nel momento in cui io valorizzo quel territorio, valorizzo anche quel prodotto. E quindi questo è l'aspetto importante. E poi mi faccia l'ultimo elemento importante, che molto spesso non ce la raccontiamo fino in fondo. Le nostre aziende, dal momento in cui producono il latte, per ipotesi, e lo portano alla trasformazione, hanno 32 controlli in azienda, tra l'azienda e il caseificio. È normale? Sì, è normale. È normale per la garanzia del prodotto che poi i nostri consumatori devono e hanno. Quindi voglio dire, su questo è certo ha un costo. Ovviamente, e se noi poi mettiamo all'interno di tutto quanto questo anche il costo della manodopera, anche il costo del mantenimento del paesaggio e quant'altro, beh, io penso che allora, voglio dire, nel momento in cui io prendo un chilo di Asiago, lo prendo con voglia e con piacere, perché so che faccio bene a me, perché è buonissimo, è di grande qualità, ma soprattutto fa bene anche alle aziende, fa bene anche a quel territorio.
Questo è verissimo, l'unica cosa è che parlando appunto con chi vende questo formaggio asiago in un caseificio mi diceva che rispetto a qualche anno fa ne vendono molto meno, cioè porzioni la stessa famiglia ridotte, perché la famiglia guadagna sempre lo stesso, il nostro potere d'acquisto si è abbassato ancora di più, dati OCSE proprio recentissimi, siamo l'ultimo ormai paese ai redditi più bassi e quindi se prima potevi prendere 1 chilo di asiago, adesso l'asiago è cresciuto ma la famiglia quello prende e se ne prende 2 etti e quindi a questo punto non so che vantaggio ci sia perché alla fine sono ridotti a prendersi magari l'Emmental che viene faccio l'esempio dalla Tunisia. La sfida è proprio qua, la sfida è proprio qua. Qualche decennio di anni fa eravamo 1 miliardo di persone, oggi sono 10 miliardi di persone, ma quante di queste persone possono garantire cibo sano e di qualità? E questa è la domanda che probabilmente dobbiamo farci e mettere in campo le politiche adatte. Però ricordo ai nostri telespettatori, e ce lo ricordiamo sempre, che fatto 100 solo il 15% va agli agricoltori. Quindi dobbiamo mettere campo a quelle politiche che diano la possibilità di avere un prezzo accessibile a tutti per avere una qualità di prodotto, una qualità di alimento importante per tutti. Ecco, questo secondo me della filiera di cui parliamo da anni, il problema di filiera, è una battaglia che voi agricoltori dovete in qualche modo trovarla, risolverla, vincerla, perché va a vantaggio vostro, il vostro, non suo, Antonio direttore, ma degli agricoltori, ma anche dei consumatori, perché altrimenti questo gap resta altissimo e finisce che, come con tanti prodotti, il consumatore finale non se li può più permettere. In altre realtà non succede così. Noi dobbiamo garantire cibo sano a tutte le persone, anche a quei 6 milioni di italiani che non arrivano a fine mese esatto. per che non possono prendersi l'insalata quella assolutamente. Buona. Allora, dobbiamo parlare io la ringrazio di essere stato qui con noi, con i dati, non siamo riusciti a passare tutte le slide, ma sono veramente tantissime, molto interessanti, ma magari avremo ancora modo di averla la nostra ospite. Volentieri. Grazie anche a lei direttore di averci aperto questo capitolo. Naturalmente voi scriveteci, dopo noi le domande le giriamo sicuramente. Voglio ricordare, non da ultimo, che ci sarà, eccolo qua, arriva presto, coming soon, domenica 6 aprile, coltivare il futuro, vero? Agricoltura al bivio, subito più valore a chi produce, quello di cui stava dicendo adesso, ma non solo, ghetto in fiore a Padova, domenica 6 aprile, in Piazza delle Erbe sostanzialmente, dietro Piazza delle Erbe. Sì, mettiamo a fiore tutta la Padova, con CIA Agricoltori Italiani, con le nostre associazioni, con le nostre aziende agricole, per far valorizzare le aziende, il territorio e i prodotti nostri. E quindi una bellissima occasione per comprare, vedere tantissimi prodotti del territorio e divertirsi, questo è estremamente positivo. Grazie Renzo Rossetto, funzionario di agricoltura, grazie Maurizio Antonini, direttore CIA Padova e CIA Veneto, grazie a voi di averci seguito, a presto.